Se vincerà il sì, noi non avremo più due Camere legislative, avremo una sola Camera dei Deputati, quella Camera che affida, cioè la fiducia, che dà la fiducia al governo, avremo una sola Camera, non avremo più il Senato della Repubblica e soprattutto non avremo un Parlamento che legifera nella medesima formulazione. Quindi una semplificazione, una sburocratizzazione, un'accelerazione delle procedure legislative, finalmente si definisce il rapporto tra lo Stato e le Regioni, non ricorreremo più alla Corte Costituzionale per capire la competenza, le grandi questioni, le grandi infrastrutture, il tema dell'energia, il tema dell'ambiente, il tema della sanità, degli uguali diritti per i cittadini lo affronterà lo Stato, l'organizzazione, il funzionamento lo faranno le regioni e poi ci sarà anche una maggiore forza, una maggiore autonomia dei cittadini che avranno la capacità di poter decidere. Se vincerà il no, non cambierà assolutamente nulla. Avremo due Camere, avremo ancora un'incertezza nel rapporto dello Stato e delle Regioni e quindi non sarà il giudizio universale. Io ritengo che invece oggi i cittadini italiani debbono scegliere di votare il sì e votare il cambiamento, ridurre e ammodernare la macchina dello Stato.